arrestata una banda di tunisini che gestiva il mercato dell'eroina a Mestre e Marghera. I carabinieri, la città ripulita per un po'. Ripartirà in data da destinarsi il tram di Mestre. Il guasto è stato causato da un difetto di fabbricazione e potrebbe ripetersi. Apre 1 o 2 giorni di full immersion di funghi per tutti gli appassionati a Mestre e Villa Toniolo. Benvenuti a questa edizione del TG di Televenezia. In primo piano nella nostra regione la bomba esplosa davanti ad Equitalia a Verona. L'attentato, che non ha causato feriti ma ha creato danni minimi alla struttura, ha però suscitato paura e sdegno nel mondo politico veneto. Luca Zaia, il sindaco di Verona Flavio Tosi e le organizzazioni sindacali hanno condannato il gesto. Gli attentatori hanno predisposto 2 ordigni, ma l'innesco ne ha fatto saltare soltanto uno. Da una prima analisi sembrerebbe che siano stati confezionati con normale polvere da sparo. La stessa sede era stata presa di mira nel dicembre scorso da alcuni attivisti di Veneto Stato. Elvira Savino del PDL, componente della Commissione Finanze della Camera, ha condannato l'episodio, ma ha colto l'occasione per parlare della sua proposta già presentata di limitare i poteri di Equitalia. Non possiamo, ha detto la Savino, sottovalutare il clima che si respira tra i contribuenti per le troppe tasse dovute allo Stato. E passiamo alla cronaca nera. Smantellata un'organizzazione di trafficanti e spacciatori di eroina che si muoveva a Mestre e a Marghera, ma riforniva sicuramente un bacino più ampio, forse l'intera regione. Erano in 9, tutti di nazionalità tunisina, e gestivano il mercato dell'eroina a Mestre e a Marghera, fornendo oltre 1,5 kg di sostanza stupefacente alla settimana. Ora sono in carcere. All'alba di stamane sono scattate l'operazione dei carabinieri della compagnia di Mestre e le manette, e sono stati sequestrati quasi 2 kg di droga e 100 grammi di cocaina. Si tratta di una filiera che conta spacciatori al minuto, che si muovevano nel quartiere Piave, nella zona delle Vaschette e in piazza Mercato a Marghera, e di piccoli e medi trafficanti. Sono stati troncati 3 canali diversi ed autonomi di approvvigionamento. L'indagine ha permesso di delineare 3 diversi canali di rifornitura della sostanza stupefacente. Un canale principale che fa riferimento a Padova, che rimane la piazza di spaccio più comune per la zona. Un secondo canale che invece porta a Treviso, e un terzo canale che è il più importante, quello da cui arrivavano le maggiori quantità, che invece porta direttamente a Milano. Il padovano continua ad essere il canale principale di rifornimento. Quello milanese invece è utile per partite più importanti. Per il trasporto l'organizzazione si serviva anche di italiani, spesso clienti, che si prestavano a fare da corrieri in cambio di una piccola parte della merce, e in qualche caso il corriere si prestava a fare da assaggiatore per testare la qualità prima dell'acquisto. I militari hanno contato almeno 4 viaggi la settimana per un giro d'affari di 30-35 mila euro. I motori erano 2 cugini, Lakhed e Sobi Maiti, che avevano contatti con i fratelli Kassem di Noale ad un livello di traffico più alto, con contatti a Padova e a Milano. E ancora la cronaca nera: scoperta e sequestrata 1 tonnellata di sigarette di contrabbando nel porto di Venezia. Si trovava a bordo di un autoarticolato bulgaro sbarcato dalla motonave Criti Seconda proveniente dalla Grecia, e arrestato l'autista greco. I finanzieri del secondo gruppo si sono insospettiti visionando le lettere di accompagnamento che denunciavano un carico di ridotto valore commerciale. Scaricata tutta la merce dal tir, la Guardia di Finanza ha trovato infatti nascoste negli imballaggi contenenti articoli sanitari 1075 kg di sigarette di 6 marche diverse, tra le quali President, Marlboro e Prestige, per un valore commerciale di 500.000 euro. Il conducente, un 60enne di nazionalità greca, è stato portato in carcere e il tir sequestrato. E cambiamo argomento, parliamo del tram. Si fa sempre più complicata la vicenda del tram e del guasto che ha tranciato il cavo. Il Biscione Rosso non ripartirà lunedì e forse nemmeno il lunedì successivo. Si teme che l'incidente si possa ripetere. Il tram a Mestre non ripartirà nemmeno lunedì. La vicenda del guasto del cavo si sta complicando. I tecnici della società PMV hanno scoperto che il cavo che fornisce elettricità al Biscione Rosso si è tranciato di netto martedì scorso a causa di un difetto del giunto. C'è un problema di fabbricazione e potrebbe ricomparire con altri giunti, che peraltro sono stati sostituiti tutti in questi giorni. Antonio Stifanelli, presidente di PMV, ha annunciato di aver diffidato l'ATI, l'associazione temporanea di imprese,
imprese a presentare una relazione tecnica che dovrà poi essere inviata all'USTIF, l'ente ministeriale che controlla la gestione dell'esercizio. L'ATI però, secondo quanto ha riferito Stifanelli, ha preso tempo. Dovrà analizzare il giunto in un laboratorio chimico e potrebbe volerci anche più di una settimana. Nel frattempo il tram rimane fermo nel deposito di via Montecelo. Intanto i servizi messi in campo per sostituire il tram costano perché il personale sta facendo straordinari. Servono 6 bus più 6 e la PMV ha chiesto i danni, compresi i rimborsi del costo degli autobus che stanno circolando lungo la linea del Serpentone Rosso veneziano. La scoperta di questo difetto inquieta i tecnici, anche perché il giunto è stato fabbricato da una delle più importanti ditte d'Europa in questo campo, che fornisce pezzi anche alle funivie. E ora un appuntamento per il fine settimana. Torna puntuale come ogni autunno la mostra micologica del gruppo Bruno Cetto di Mestre. Quest'anno però la rassegna di funghi cambia sede e dal municipio si trasferisce nell'altrettanto centrale Villa Toniolo. Vediamo. La mostra di funghi cambia casa. La seguitissima iniziativa a cura del gruppo micologico Bruno Cetto quest'anno non sarà ospitata nel municipio di Mestre, ma nella bellissima Villa Toniolo di Riviera 20 Settembre, sede della Banca Fideuram. La mostra è come sempre ad ingresso libero e sarà inaugurata sabato alle 10:30. Oltre all'esposizione, il gruppo, rappresentato da Giovanni Ferrarese, organizza anche quest'anno un corso di micologia, per la precisione il 52esimo. Si terrà ogni giovedì dall'11 ottobre al 6 dicembre nell'aula magna dell'Istituto Zuccante di Mestre. Ogni lezione affronterà un tema diverso, da dove cercare i funghi a come riconoscere quelli velenosi. Le iscrizioni sono aperte fino al 10 ottobre. Per informazioni basta andare sul sito www.brunocetto.it. Intanto la cosa migliore è andare in Villa Toniolo. Nei 2 giorni dell'evento ci saranno esperti micologi a disposizione per consulenze e consigli. E ora qualche manciata di secondi di pubblicità, rimanete con noi. Sabato 13 e domenica 14, Linea 80 Camper e Caravan ti aspetta per un'incredibile porte aperte. Linea 80, la tua concessionaria Burstner e Roller Team, propone i nuovi arrivi 2013, noleggio camper nuovi e una vasta gamma di usati garantiti anche ex noleggio. Linea 80 e anche market accessori, assistenza e parcheggio. Linea 80 realizza la tua voglia di libertà in via Orlando, Campalto, Venezia. Ricorda, 13 e 14 ottobre, irripetibile porte aperte. Per info linea80.net. Le notizie dall'area metropolitana. Iniziamo dalla provincia di Venezia, dove si prepara un weekend all'insegna dell'ambiente e dell'integrazione sociale. Corsi di italiano per migranti adulti a Quarto d'Altino, 2 le lezioni settimanali di 1 ora e mezza ciascuna, con 2 differenti livelli, uno base per principianti e uno più avanzato. Il corso è gratuito e si può frequentare al mattino o alla sera. Per informazioni contattare l'associazione Oltre i Confini. Gaggio di Marcon, capitale del birdwatching. Torna anche quest'anno la giornata dedicata all'osservazione degli uccelli promossa a livello nazionale dalla LIPU. Nell'Oasi Cave di Gaggio l'appuntamento è per domenica 7 ottobre alle 10. Si consiglia un abbigliamento comodo, colori mimetici verde e marrone e ovviamente i binocoli. Quarta rassegna cinofila a Santa Maria di Sala. Nel parco di Villa Farsetti, domenica 7 ottobre gareggeranno circa 400 cani di 87 razze, ma ci sarà spazio anche per i meticci, con un concorso fantasia tutto per loro. La rassegna è ad ingresso libero e per l'occasione sono previste delle visite guidate in villa. Andiamo nella Marca trevigiana per parlare di arte contemporanea e biciclette, ma anche di occasioni perse.
L'IKEA saluta la marca. Il colosso svedese dell'arredo low cost ha accantonato il progetto di megapolo commerciale a Casale sul Sile, vicino al passante di Mestre, a favore di un analogo investimento nel veronese. Deluso il presidente della provincia Muraro, sostenitore del progetto. Tutta colpa della burocrazia, ha commentato. Per far circolare meno macchine, Montebelluna rilancia l'iniziativa Al lavoro in bici, giunta alla 6ª edizione. Bisogna recarsi al lavoro in bicicletta almeno 20 volte in 60 giorni. In questo modo si può accedere al sorteggio dei premi. Gli anni scorsi c'erano state circa 200 adesioni. Si spera che quest'anno siano di più. Anche Castelfranco Veneto celebra l'8ª giornata del contemporaneo, l'evento annuale promosso dall'Associazione dei Musei Italiani di Arte Contemporanea. Sabato 6 ottobre 840 luoghi apriranno gratuitamente i loro spazi al pubblico, tra questi anche la Galleria Castellana che propone la mostra Parmenide aveva torto. Infine nel Padovano, dove c'è un'iniziativa per valorizzare al massimo il lavoro degli anziani. A grandissima richiesta il servizio dei nonni vigile di Albignasego verrà presto rinnovato. C'è infatti tempo fino al 5 novembre per presentare in municipio la propria candidatura. Possono farlo i pensionati fra i 55 e i 75 anni di età, esenti da condanne penali e con certificato di idoneità fisica attestato dal medico di base. Piove di sacco in fermento per la 21ª festa de Assuca Barucca col Moqueo in Pisà, che si terrà domenica 21 ottobre in piazza e nelle vie del centro. La festa richiama migliaia di visitatori e propone pietanze a base di zucca, una mostra d'arte e una gara d'intaglio riservata ai bambini, appassionati cultori del magico ortaggio. Parte da Candiana la mostra itinerante dedicata a Quirino De Giorgio, l'architetto che dagli anni 30 in poi ha realizzato molte opere nel Padovano, dai borghi rurali di Vigonza e Candiana ai cinema Altino e Quirinetta di Padova. La mostra sarà aperta in municipio sabato e domenica. Si sposterà poi a Villanova di Campo San Piero, Abano, Piazzola, Santa Giustina in Colle e Vigonza. Solidarietà da parte di politici e istituzioni oggi per i lavoratori della Vainis che ieri sono saliti sul campanile di San Marco per attirare l'attenzione sulla situazione di stallo in cui versa la loro azienda, con impianti fermi ma comunque ancora attivi da sorvegliare, mentre loro non ricevono lo stipendio da 5 mesi. È una delle notizie che abbiamo commentato nella rubrica Allo Zoom del Gazzettino. Sono andata oggi pomeriggio negli studi di Radio Venezia. Guardiamo assieme cosa ci siamo detti io e Tiziano Graziotin. Siamo negli studi di Radio Venezia, come tutti i venerdì c'è accanto a me Tiziano Graziotin per la nostra rubrica Lo Zoom della settimana. Allora, le notizie, devo dire, questa settimana non sono mancate, ce ne sono parecchie, vero Tiziano? Sì, cominciamo da quella dell'arresto di Fabrizio Lori, insomma, che ha fatto molto scalpore perché è un personaggio anche molto evidente, diciamo, molto solare nell'immaginario collettivo, diciamo, di chi lo conosceva. Lori è un personaggione. Ma infatti il Lido, per esempio, si sono tutti dichiarati dispiaciuti, invece le organizzazioni sindacali di Mira, insomma, un po' di soddisfazione l'hanno provata quando hanno sentito che il loro ex titolare, insomma, che ha portato sull'orlo del fallimento l'azienda, è in difficoltà. Sì, soprattutto gli operai, perché a fronte di loro che perdevano il posto di lavoro, insomma, si vedeva che che Lori faceva questi grossi investimenti sul Mantova, tra i 16 e i 19 milioni di euro, e che faceva questa vita splendida con Ferrari, elicotteri, ville faraoniche e quant'altro. E quindi c'era irritazione da parte degli operai perché dicevano: ma com'è possibile? Effettivamente alla fine, come è stato riscontrato dalla procura, pare che addirittura abbia distratto una cifra vicina ai 40 milioni di euro dalle casse dell'azienda, perché lui la considerava un po' come un bancomat secondo questa interpretazione della procura sua, diciamo. E quindi, se poi pensiamo che adesso si sta vendendo il gruppo Nuova Pansac e che il valore fissato è di 34 milioni, insomma si capisce che con i suoi comportamenti Lori qualche problema all'azienda lo ha creato.
Senti, altra notizia, insomma sempre rimaniamo nel sindacale, gli operai della Vainis ne hanno fatta un'altra, sono saliti sulla campanile di San Marco. Poveracci, hanno giustamente risottolineato una situazione veramente grottesca, vorrei dire, perché è 3 anni che si parla di questa azienda dicendo chiude, non chiude, ci sono prospettive, no, non ci sono più, è fatta, non è fatta. E giustamente loro hanno evidenziato questo problema per l'ennesima volta, però va dato atto che ancora non hanno voluto portare disturbo alla città, non sono andati a fare marce, non si sono messi in strada, non hanno bloccato il traffico, ma hanno fatto un'azione sicuramente eclatante come quella di andare sul campanile di San Marco, così come erano andati sulla torre a 150 metri dal petrolchimico, così come erano andati davanti all'isola dei Topi, si erano messi là per alcune notti. Ecco, insomma, secondo me è un segnale che danno: noi manifestiamo ma non disturbiamo chi lavora come noi. Insomma, che in una città in cui il ponte della libertà viene interrotto un giorno sì un giorno no, non è un messaggio da poco, no? Abbiamo visto che disagi ci sono stati per lo sciopero dei trasporti martedì. Senti, altro argomento che è emerso questa settimana, diciamo sabato scorso, ma insomma vale la pena di riparlarne, questo famoso ticket autostradale che inchioda De Cleva, soprattutto smaschera il suo alibi, dice che quella sera in cui è scomparsa Lucia Manca lui era lì nella zona in cui è stato trovato il corpo. Insomma, la procura l'ha data come una notizia clamorosa. In realtà noi ne avevamo parlato ancora mesi fa. Sì, il Gazzettino aveva pubblicato questa notizia il 20 gennaio in realtà, però come ricorderai fu poi smentita dagli inquirenti e alcune testate, insomma con poca eleganza a mio avviso. Eri venuto qui a lamentarti. Esatto, avevano rilanciato questa smentita. In realtà ci fa piacere che a distanza di mesi sia emerso che quel biglietto c'era, che effettivamente gli inquirenti sono andati a prenderselo, hanno confrontato le impronte digitali che corrispondono a quelle di De Cleva e quindi c'è una, non so se la prova regina, ma comunque un indizio molto pesante in più a carico del marito della povera Lucia Manca. E insomma, è come Gazzettino ci fa piacere avere dimostrato ancora una volta ai nostri lettori che quando scriviamo notizie sono notizie verificate, non è che ci alziamo la mattina e ci inventiamo le notizie, insomma, e questo credo che sia un messaggio importante all'opinione pubblica. Bene. Senti, possiamo concludere qui, quindi questa è la nostra rubrica di questo venerdì. Grazie a tutti per averci seguito e noi ci rivediamo venerdì prossimo. Ciao Tiziano. Grazie, a risentirci. E ora le previsioni del tempo per i prossimi 3 giorni, ma rimanete con noi perché c'è anche una controcopertina. Aria umida e mite, clima ancora soleggiato e gradevole. Sabato 6 ottobre, variabile con alternanza di sole e nubi, non piove. Dense foschie nelle ore più fredde, livelli termici in salita, mare calmo. Domenica 7 ottobre, variabile con nubi e schiarite, bassa probabilità di precipitazioni. Foschie notturne, escursione termica in diminuzione, mare quasi calmo. Lunedì 8 ottobre, bel tempo, soleggiato, minime in salita, massime in discesa, comprese fra i 17 e i 21 gradi. Martedì 9 ottobre, variabile con nubi sparse, valori in calo, specie le minime. La marea di sabato 6 ottobre è normale, la massima alle 13:30 55 cm, la minima alle 21 10 cm. Bene, con questo era tutto, vi lasciamo con una controcopertina che abbiamo dedicato ad una giornata decisamente diversa, quella che la cooperativa Realtà offre domenica prossima, 7 ottobre. Il centro diurno di Marghera, dove lavorano tanti ragazzi disabili, aprirà infatti le porte alla cittadinanza e dalla mattina alla sera si susseguiranno tanti ospiti che si esibiranno nelle più disparate discipline. Tra questi anche il coro Serenissima che donerà ai ragazzi qualcosa di speciale, l'immagine di una Venezia fiabesca, bellissima strega che fa coccolessi. Ascoltiamo la nostra controcopertina, io vi saluto qui intanto, grazie per averci seguito, grazie soprattutto per averci scelti, buon proseguimento e buon fine settimana. Il da solo il caffè o il mondo del treno
picciava il vanno in cosei, nessun che lavora nel giorno di festa. Di notte si arriva guardando la luna, lui si quasi pensa già. Gli sente ballare quante le lingue, vede la gente di tutte le razze, e gli altri che strasse, mi cae sul filo, è sola sua, dentro il suo rio. Venezia, la strida che fa a quei mischiacchie e le belle da quei tipi a i sanimi in nappa quando hai a notte che ci si stanchi sentiti del mondo i vado ad orario il biglietto del treno il conto del perno il mese che resta mi fa una schedina mi mangio un panino che ne ho già a festa non vuole il papino